se una trentina di anni fa Oliver Sacks avesse avuto la stimolazione transcranica, forse avrebbe scritto diversamente quel suo bellissimo libro L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, se lo ricorda, vero? Non l'ho mai letto. Non l'ho mai letto? Evviva, un libro che il professor Boncinelli non ha Non l'ho mai letto. letto, io le cose troppo celebri non le leggo. Era un libro interessantissimo che io avevo letto quando ero abbastanza piccina e mi era piaciuto moltissimo questa cosa che determinate lesioni in certi punti del cervello potessero produrre degli effetti così macroscopici come non riconoscere un volto, vedere metà scena rispetto alla scena completa e quant'altro. Parliamo di cose un po' più frivole, se vogliamo. Lei nel suo libro, a differenza di quello che fanno tantissimi colleghi molto seri che non toccano mai questo tema, lei parla dell'amore romantico, che è una cosa che le sta molto a cuore e lui si illumina quando si tocca questa cosa qui. Si vede che ci sono dei ricordi, delle memorie. Vorrei vedere chi non si illumina. Anche quelli che hanno avuto l'amore più sfortunati, però quando si tocca l'amore ci illuminiamo tutti. Ma perché parla di amore romantico quando è una cosa che sfugge alla classificazione scientifica? Che cosa c'entra con questo libro? Che cosa c'entra con la memoria, con L'amore la c'entra. scientificità? L'amore c'entra e come? Il problema è che in Italia, che sembriamo dei disinibiti ma siamo dei grandi ipocriti, chiamiamo amore tutto. Amore per la pasta asciutta, amore per la matematica, amore per i compagni di scuola, amore per Dio, amore per la donna. No, diavolo, c'è una bella differenza, anche se in ogni caso c'è un coinvolgimento emotivo forte o addirittura una passione. L'amore, quello di tutti i giorni, quello delle canzoni, quello dei film, quello dei romanzi, quasi tutte le storie che vi vengono in mente sono storie d'amore. Ecco, quell'amore lì io lo chiamo, pigliando il termine dalle lingue anglosassoni, romantic love, cioè amore romantico, tanto per cercare di fare un po' di chiarezza in tutte queste cose. È quello che noi chiamiamo amore senza specificazione. Quando parliamo di pene d'amore ci riferiamo ovviamente alle pene dell'amore romantico. Mi sembra un argomento così importante che il fatto che seriamente non ne parli nessuno mi sembra scandaloso. In realtà ne parliamo tutti i giorni, ma mai o quasi mai si cerca di capire perché c'è. Negli animali non c'è, negli animali c'è la riproduzione, c'è la sessualità, ma certamente non c'è quello che noi chiamiamo amore. Che cosa mi dice del cane Aciko, da cui è stato tratto anche un film recentemente con Richard Gere, che aspettava il padrone, che lo accompagnava, tornava con lui e che ha continuato a farlo anche dopo che il padrone è morto? Quello lì sfugge a questa definizione di amore, non è attesa di una ricompensa, non è attesa del cibo, era proprio il cane che andava e veniva. Quando si racconta di storie d'animali io non credo mai. Comunque se parliamo del cane, il cane è stato con noi 11.000-12.000 anni, quindi il cane, il gatto, anche il cavallo, anche la gallina nel suo piccolo, è stata dalle nostre parti, ci ha frequentato e quindi il cane ha degli aspetti umani, indubbiamente, che sono stati messi ripetutamente in luce e che sono patologici, perché se un cane con questa sua mentalità se ne va nella steppa viene fregato completamente, quindi in un certo senso li abbiamo viziati. Quindi lasciamo fare il cane, ammesso che faccia tutte queste cose, lasciamo fare gli animali umanizzati. Gli animali pensano all'accoppiamento, le mamme riconoscono i cuccioli chiaramente, perché devono allattare i loro e non quelli degli altri, e i cuccioli devono riconoscere la mamma e non andare dalla mamma sbagliata. Però se si incontrano 2 anni dopo, 3 anni dopo non si riconoscono minimamente, cioè negli animali c'è un riconoscimento strumentale nel momento della cura parentale, si dice in termini tecnici, che nel caso dei mammiferi è anche parte fondamentale l'allattamento. La spiegazione che io do e che non ho visto mai confutare, anche se sembra che la gente non ne frega assolutamente niente, è sempre il discorso di prima. Siccome noi rimaniamo cuccioli una quantità di tempo spropositata, noi sviluppiamo una particolare predilezione madre-figlio,
figlio madre e tutte queste cose, che in nessun altro animale c'è, dimostrato anche da un ormone, l'ossitocina. Quando la pecora cerca il suo agnellino c'ha una autoiniezione di ossitocina. Se gliene fai una quando lei vede un agnellino che non è suo, lo adotta immediatamente. Ecco, nel caso degli esseri umani noi andiamo avanti tutta la vita praticamente a farci delle pere di ossitocina in tutte le relazioni affettive. Quindi secondo me la spiegazione banale, la spiegazione biologica dell'attaccamento è conseguenza di questa nostra prolungata cucciolaggine. Naturalmente questo ha 100.000 effetti e c'ha quello strano fenomeno per cui, siccome io cercherei istintivamente la mamma, ma siccome anche mia moglie cerca il papà, e non possiamo fare così, vuol dire che in certe circostanze mia moglie per me è la mamma, in certe circostanze lei è la figlia e io sono il padre. In questa altalena continua nelle coppie che funzionano, ma anche nelle coppie che non funzionano, nel momento in cui funzionano c'è una continua altalena a cercare nell'altro una figura. E questo io ne parlo ormai da diversi anni, perché mi pare un argomento interessante. Ditemi che ho torto, ma non fate finta che non abbia detto nulla. Ma perché? Perché parlare dei sentimenti è vergognoso. Parlare scientificamente dei sentimenti non si porta, anche se ormai fior di neurobiologi, tanto per dire Antonio Damasio, hanno rotto questo tabù, ma non attacca. Quando tocchiamo i sentimenti la gente non vuol sapere più nulla. Figuriamoci l'amore. Da 10 anni, direi da 5 anni a questa parte, la comunicazione ha cambiato faccia, si è velocizzata a livelli che non pensavamo possibili prima. Facebook, i social media, Twitter, i messaggini, le mail, insomma fanno parte ormai di un quotidiano che non era il nostro quotidiano di 10-20 anni fa. E i figli, gli adolescenti, i bambini di oggi nascono in questo tipo di società, in questo tipo di società della comunicazione. Mi chiedevo se il fatto di essere esposti, sottoposti a questo ritmo frenetico incide sul loro cervello diversamente da come incide sul nostro cervello, essendo loro piccoli ed essendo noi adulti. È una vexata question, tutti quanti se lo sono chiesto e tutti quanti si sono inventati una risposta. Nasciamo tutti uguali, da almeno 150.000 anni, però già dopo qualche ora noi siamo diversi, perché vediamo un mondo diverso. Ho visto un filmato, penso l'abbiate visto tutti, di un bambino ancora che non parla, che tocca una figura e fa così, perché ora facendo così si espandono le figure su iPad, su iPhone. Quello fa una certa impressione, quello è un bambino piccolo. D'altra parte per lui o fare così che differenza fa? Nessuna. Per lui è comunque una novità, quindi fa una novità di un tipo piuttosto che di un altro. Io penso che queste cose cambiano di fuori l'uomo, ma fortunatamente non lo cambiano di dentro, perché poi i discorsi che si fanno oggi sono quelli che si facevano 300 anni fa, sono quelli che si facevano 3.000 anni fa. Quindi l'uomo è rimasto essenzialmente lo stesso, applica la sua natura a problemi diversi, a faccende diverse, a esigenze diverse. Quello che certamente è aumentato in maniera spaventosa è l'uso delle parole, pensate al Medioevo, e negli ultimi 50 anni l'uso delle immagini. Noi oggi abbiamo un vocabolario enorme e abbiamo un vocabolario iconico enorme. Questo nei fatti cambia un po' il modo di funzionare il cervello, ma non dovrebbe cambiare il cervello, però naturalmente le previsioni sono fatte apposta per essere sbagliate
può darsi che fra 30, 40, 50 mila anni il nostro cervello diventi più veloce a elaborare immagini. Per ora non è successo, per ora è successo solo che i nostri figli hanno meno difficoltà di noi ad aggiornarsi su certe cose perché sono stati esposti a queste cose fin dall'inizio, mentre io per esempio il primo computer l'ho avuto nell'83. Mi ricordo la prima volta che mi fecero vedere un mouse, mi pareva una cosa assurda che io dovessi coordinare il cervello con la mano. Oggi non c'è più nemmeno i mouse, oggi si tocca direttamente sullo schermo. Abbiamo avuto diversi shock tecnologici indubbiamente, mentre chi nasce oggi ha queste cose facilitate. Ecco, lei parlava un attimo fa dell'uso delle parole. Vediamo un po' di ripercorrere come si è sviluppato il linguaggio a partire dai nostri antenati ad oggi, cioè che ruolo ha avuto il cervello. Una decina d'anni fa era uscita la notizia, esiste il gene del linguaggio, non so se l'avete sentita, se ve la ricordate, un gene chiamato FOXP2 che sembrava fosse lui il responsabile, o meglio quello a cui si doveva la capacità di vocalizzi strutturati da parte dell'uomo. Poi in realtà questa teoria, come spesso accade, è stata anche superata, sono state sviluppate, proposte altre teorie, però oggi sta di fatto che l'uomo è l'unica specie che parla strutturando delle frasi con un senso compiuto e articolando anche dei pensieri piuttosto complessi. Come siamo arrivati a questo punto? Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno e chissà per quanto tempo non lo sapremo, perché noi vediamo il prodotto finale di tutto questo, cioè la nostra capacità di parlare. Per esempio non sappiamo se i nostri cugini Neanderthal parlavano o non parlavano. I crani sembra che abbiano una certa curvatura in una certa parte, ma io non ci scommetterei un soldo su questa. Quindi noi non sappiamo nemmeno se i Neanderthal parlavano. Quindi noi non sappiamo quando abbiamo cominciato a parlare. Certo, dopo 2 milioni di anni fa e prima di 150.000 anni fa. Questo è poco ma sicuro. Ma vedete è un intervallo di tempo piuttosto lungo. Quando abbiamo cominciato non lo sappiamo. Abbiamo cominciato per gradi o tutto insieme? Non lo sappiamo. Io favorisco che abbiamo l'idea che abbiamo cominciato tutto insieme, ma c'è gente che favorisce l'idea che abbiamo cominciato per gradi. Qualcuno dice che prima abbiamo cominciato con i gesti, qualche anno fa è venuto famoso un libro del genere, io ho qualche dubbio. Comunque quello che bisogna dire è che se c'è una facoltà veramente esclusiva dell'uomo, questo è il linguaggio. Quindi il linguaggio è quello che ci distingue, linguaggio intendo il linguaggio articolato, perché dire attenzione, arriva il falco, scappate, lo sanno dire anche i macachi, lo sanno dire anche gli uccelli, ma fare un discorso articolato del tipo la storia della nostra mente, chiaramente lo possiamo fare soltanto noi. Come è successo non lo sa nessuno. Chi vi racconta che lo sa se lo inventa.